Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Fornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. Lecco sconfitto sul campo dello Speroni di Busto Arsizio dalla Pro Patria, arriva la quinta sconfitta stagionale per la compagine di Gaetano D'Agostino. Si comincia con il Lecco che reduce dalla bella vittoria con la Pistoiese, vuole dare continuità ai risultati, ma non ci riuscirà. Subito la Pro in avanti con Parker sulla sinistra. Porta palla il numero 9, poi la palla dentro per un liberissimo Colombo, lo stop di destro, poi Nannini va giù, il tiro a giro con il mancino del numero 21 dei Bustocchi, il vantaggio dopo nemmeno 2 minuti. Qui troppo veramente morbido l'intervento in diagonale di Nannini che va a chiudere ma si fa saltare dall'intervento di Colombo, troppo solo però scoperto, arriva tardivo il raddoppio di Kautz. La frittata è già fatta dopo nemmeno 2 minuti, Lecco va sotto, cambia totalmente lo spartito della gara. La Pro ci prova ancora con un lancio addirittura da prima di centrocampo. Pissardo sbaglia i tempi dell'uscita, Parker non riesce incredibilmente a inquadrare lo specchio della porta. Al 6° minuto la Pro Patria si divora il gol del 2-0. Lecco in grande difficoltà in difesa, ci prova Iocolano al 21°, punizione, una prima torre di Seliak, poi Mastroianni, Capogna la schiaccia con il mancino, non inquadra la porta. Per l'occasione migliore nei primi 20 minuti per il Lecco, calcio d'angolo battuto da Nesta lungo sul vertice sinistro dell'area, Iocolano la rimette subito dentro, Mastroianni la insacca svettando più alto di tutti, ma il guardaline alza la bandierina e l'arbitro annulla il gol per una posizione di fuorigioco probabilmente di Kautz. Lo rivediamo che nel momento in cui va a calciare il pallone Iocolano è al di là di tutti, ma c'è l'annullamento del gol. Ancora Lecco al 27°, sempre sotto, un rimpallo favorisce Riccardo Capogna che prova la conclusione con il destro, Greco si tuffa e respinge lateralmente con i guantoni. Ancora Pro Patria alla mezz'ora, palla lunga a cercare Parker che stacca di testa anticipando Marotta, non riesce però per fortuna del Lecco a inquadrare la porta. Poi ancora Pro Patria con uno scambio, poi il pallone scodellato da Colai, cerca Galli la conclusione, l'intervento però a gioco fermo di Pissardo. A inizio ripresa, pallone messo dentro da Colai, ribattuto una prima volta, ancora il numero 11, dentro l'intervento e poi miracoloso di Nicco, miracoloso l'intervento di Pissardo che va a respingere ed evitare il gol del 2-0. Ancora Colai, il cross diventa quasi un tiro insidioso sulla traversa. Una svolta del match dentro Lattelat al 60°, sarà proprio lui, numero 24 Bustocco, a raccogliere il pallone sull'errore di Bolzoni, poi a eludere l'intervento di Marzorati, insaccare con il destro a giro. È il gol del 2-0 per la Pro Patria, il neoentrato Lattelat firma la rete del raddoppio. Lecco che non c'è inizio ripresa e non riesce assolutamente a creare occasioni per riportarsi in parità, e allora è costretto ancora una volta su una giocata individuale simile ma dall'altro lato allo specchio al gol dell'1-0 a capitolare dentro Giudici il sinistro, la ribattuta di Greco e Riccardo Capogna è lesto a insaccare di testa il gol del 2-1 al 75°. Il Lecco rientra in partita con la 7ª rete stagionale del numero 20 Riccardo Capogna. Giudici entra bene in campo, la sua conclusione qui da lontano è sporca, l'intervento di Greco non è granché, ci prova ancora lo stesso Giudici dei 30 metri, conclusione che si abbassa solo all'ultimo, Greco respinge con i pugni, questa volta però poi l'azione sfuma sul cross di Kaprov, dentro anche lui, dentro Magni, dentro Lora, Lecco ci prova con i cambi dalla panchina, qui Capoferri prova la conclusione da lontano,
va a respingere in un primo momento Greco, poi Capogna prova a rigiocare il pallone, il cross dentro però non riesce, in tuffo ancora il Lecco a creare pericoli per la porta di Greco. Poco dopo, in pieno recupero, 92esimo, Giudici, l'assalto disperato del Lecco, il mancino però non ha potenza. Greco non ha alcun problema su questa palla. 4 minuti di recupero concessi, finisce qui. Pro Patria batte Lecco 2-1, ancora troppo poco per la squadra di D'Agostino che incappa nella quinta sconfitta stagionale.